Carissimi amici del canale YouTube Napoli è sempre bella 2, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i napoletani nel mondo, a tutti i tifosi del Napoli e a tutti gli iscritti al canale. In questo video sondaggio, voglio parlarvi di un argomento che sta molto a cuore, sia a me naturalmente come me, a tutti i tifosi del Napoli. L'argomento è il napoletano juventino. Un attimo, non incominciate subito a scrivere nei commenti parolacce, che sono vecchio, che sono un cafone, che non so parlare italiano, eccetera, eccetera. Anche se è vero. Un momento, lo scrivete dopo. E allora voglio dirvi il mio pensiero a proposito dell'argomento il napoletano juventino, un momento, come poi pure il napoletano interista, il napoletano milanista, perché ci sono tanti napoletani che sono anche tifosi dell'Inter, della Lazio, della Roma, perché poi il tifo appartiene alle storie di vita che sono accadute, no? E allora quindi voglio dire la mia opinione e nell'approfittare di questo voglio lanciare anche questo sondaggio, cioè a tutti coloro che guarderanno questo video io voglio chiedere, perché è la cosa più bella, io in questo canale durante le mie opinioni, commenti eccetera eccetera lo sottolineo sempre che per me, cioè per noi del canale, Napoli è sempre bella 2 così. E allora, quindi io dirò il mio pensiero, il mio parere, ma non vuol dire che tutti la dovete pensare come me. E allora il sondaggio serve proprio a questo, perché la cosa più che mi interessa è la vostra opinione, perché la mia la conosco, la voglio confrontare con la vostra. E poi chi non cambia idea è cretino. Quindi vi raccomando, se vi fa piacere, rispondete a questo sondaggio, cioè, secondo voi, perché una persona che nasce a Napoli diventa tifoso juventino? Lo riuscite a sopportare naturalmente? Oppure, essendo napoletani, quindi è chiaro, perché a quello di Brescia che gli frega che il napoletano tifa per la Juve, dà fastidio a chi è napoletano ed è tifoso del Napoli, prova un senso di fastidio nel sapere che un napoletano è tifoso della Juve, dell'Inter, del Milan, ma in particolare della Juve. Allora quindi voi dite gentilmente, senza pedenzie se è possibile, il vostro pensiero. Perché uno di Napoli diventa tifoso della Juve? La cosa è un po' strana per i tifosi del Napoli, perché? E qui entra il mio pensiero. Intanto voi incominciate nei commenti a dire la vostra, senza che ve lo sto sempre a ripetere. Se lo volete fare, partecipate al sondaggio. Quindi vi dico il mio pensiero riguardo all'argomento il napoletano juventino, perché un napoletano diventa tifoso della Juve, eccetera, eccetera. Io penso, perché lo dico per quello che provo io, di quello che penso io, di come i miei sentimenti, no? Io penso che siccome il tifoso napoletano si identifica con la squadra, non è come il tifoso calabrese, con il massimo rispetto, con il tifoso calabrese, siciliano, eccetera, eccetera, che tifa per la Juve. Perché il tifoso siciliano, quello proprio, quello tifa per il Palermo, per il Catania, per, che ne so, per il Licata in Serie C, e poi magari simpatizza, dovrebbe, essendo del sud, secondo certi ragionamenti, tifare per il Napoli.
perché è la squadra che rappresenta il Sud in Serie A, ma ognuno è libero di fare che vuole. Però il napoletano che nella squadra di calcio si identifica proprio come territorio, come fatto di origini, di cultura, è un fatto identitario che non rappresenta la parola stessa identitario, tutto quello che intende il napoletano. Quindi è molto più il Napoli, l'amore per il Napoli, di una semplice squadra di calcio. Perché i napoletani che magari non vi interessa, lo dico così, i napoletani che da 150 anni subiscono dall'Italia, mi dispiace cari italiani, è la verità, le peggio cose, le peggio cose. Infatti vedete come stanno riducendo Napoli, il governo italiano, e soprattutto anche i napoletani, quelli che non servono, che sono nati a Napoli ma non sono napoletani, perché un napoletano non va a uccidere la gente, specialmente la napoletana. Dicevo, traduco per chi non capisce, un napoletano non va a ammazzare un altro napoletano e tantomeno si mette con prepotenza a fare il camorrista, ma si mette ad arrangiare la vita con una bancarella, a fare i cartoni, il ferro vecchio, qualsiasi lavoro per arrangiarsi, perché l'arte napoletana è stata sempre quella di arrangiarsi, non di fare il camorrista, eccetera, eccetera. Quindi quando dico napoletano io intendo il vero napoletano, quello che è napoletano. E allora quindi per questo amore che si prova verso il Napoli, che prova il tifoso napoletano e quindi è anche il mio sentimento, non riesco a capirlo. Non riesco a capirlo che uno si sveglia la mattina, scende per strada, vive la vita di Napoli, che non è la stessa vita che si vive a Milano. Se tu scendi, lo dico con rispetto per Milano, senza, dico le differenze, non è che voglio dire, ognuno la pensa come vuoi, ma se scendi di casa e scendi a Napoli e sei di Napoli, quindi la sei nata, cresciuta, eccetera, eccetera, quindi conosci davvero quell'ambiente, non per sentito dire, per televisione, è diverso che scendere di casa e trovarti a Milano, ma non perché a Milano chissà che cosa, no, come nemmeno a Napoli chissà che cosa, secondo quello che si dice, ma è diverso. È diverso, solo chi ha vissuto può capire questa cosa. E quindi tu scendi di casa, vivi la vita di Napoli, che è una vita particolare, la gente, si sente dove vai a pigliare un caffè, vai a prendere una pasta, una pizzetta, una cosa, senti gente, vedi gente come me con la tuta del Napoli, ragazzini, cioè che parlano del Napoli tutta la settimana, perché il napoletano vede nella squadra quel riscatto che subisce, come vi dicevo prima, da tanti anni, 150. E i napoletani cominciano pure, grazie a internet, a sapere le cose come stanno su quanto riguarda l'unità d'Italia. Lo so che non c'entra niente con il calcio, lo so, non mi scrivete che sono un cretino e un imbecille, lo so pure di essere imbecille. Quindi per questa cosa il napoletano non riesce a capire, come io non riesco a capire, uno che vive a Napoli così, colà, a tifare per una squadra che... Io sono napoletano e con Napoli voglio li schiaffa a pace, io sono napoletano e con il Napoli voglio togliermi gli schiaffi da faccia, schiaffi che abbiamo da una vita intera. Cari amici, io vi ho detto il mio pensiero per quanto riguarda il napoletano juventino. Lo rispetto, ma non capisco. Dite la vostra opinione è importantissima, così la condividiamo, la confrontiamo e poi ognuno si fa la sua idea. Va bene? Lasciate un like se siete contenti del video. Un abbraccio a tutti voi, ci risentiamo naturalmente al prossimo sondaggio, al prossimo commento, al prossimo video su Napoli è sempre bella 2.